Compare Vico, che bello all'osteria, è vero? Sì, compare Totò, è proprio bello. Oh, e poi c'è la signora che vale la pena mi veniamo. Buonasera a tutti, che belli clienti che hai qua stasera. C'è la signora in l'osteria, quanto è buona mamma mia, conta sempre bazzelletti, minni teni in allegria. Gira sempre attorno ai tavole per servire i suoi clienti e regala allegria con ci face i complimenti. L'osteria è sempre china e andiamo a prenotare, specialista in dallo pesce, quindi sa cucinare. Face buoni le polpette come pure i bibichini e qui dopo prendiamo chi bicchieri sempre chi. Hey! Ah, io mi scialo quando ci regala allegria ai miei clienti. Porta sesto il reggipetto, non potremo non guardare, quando gli da porto vino e qualcosa di mangiare. Esti tutta viva e fuoco, esti sempre sorridenti, e non come me muggere che mi mostra sempre i denti. L'osteria è sempre china e andiamo a prenotare, specialista in dallo pesce, quindi sa cucinare. Face buoni le polpette come pure i bibichini e qui dopo prendiamo chi bicchieri sempre chi. Hey! Guardatemi, sogno bello, è vero. Quando poi torniamo a casa ne inventiamo una ragione, perché quando la moglie mi piglia con bastone. Sei spolito un consigli mia e mi all'osteria, gli cacciamo le pensiere che mi crei muggere. L'osteria è sempre china e andiamo a prenotare, specialista in dallo pesce quindi sa cucinare. Face buoni le polpette come pure i bibichini e qui dopo prendiamo i bicchieri sempre chini. E tassate lì sti muglieri che sono una vera camorria. Venite meglio un timi all'osteria. Prendiamo. A salute la signora dell'osteria.